Quarta corsa dall'Arcoveggio, un confronto per 3 anni, non vincitori di 12.000 euro in carriera. È ritirato Gubalto GSO, rimangono in 6 dietro le ali della macchina. Favorita è Giorgia Desi, Marco Stefani in salchi per il training di Mauro Baroncini, rimane su 2 vittorie la figlia di Universo d'Amore, che è la favorita a quota di 1,65 sul campo. L'alternativa Gaudì dei Veltri con il numero 6 e Ginevra e K con il 7. Questi più attesi, con l'autostart che inizia a muoversi per questa quarta corsa, premio EasyBet Pro Streaming Service. Al 2 Giogiti François Conigliaro, 3 Gas Gas BFC Carmine Piscoglio, 4 Gambler Trio Massimo Chiarini, 5 Giorgia Desi Marco Stefani, 6 Gaudì dei Veltri Antonio Di Nardo, in seconda fila 7 Ginevra e K Pietro Gubellini. Autostart in accelerazione che si prepara al lancio, con cautela in corda Giogiti. E si parte con la velocità da parte di Gambler Trio, che prende la testa, ma al suo esterno è veloce Giorgia Desi, che parte bene e scende al comando all'imbocco della prima piegata. All'esterno Gaudì dei Veltri, in corda Gambler Trio, poi Giogiti, quindi Ginevra e K e Gas Gas BFC. Se ne vanno i primi 200 metri di corsa con una frazione veloce in 14,7. Insiste Gaudì dei Veltri all'attacco di Giorgia Desi, che ribatte alla presenza esterna dell'avversario, il quale prova a sistemarsi in seconda posizione avanti a Gambler Trio. 400 metri in 29,6 e Gaudì dei Veltri si accoda a Giorgia Desi. Terza in corda rimane Gambler Trio, che precede Giogiti, quindi Ginevra e K alla retroguardia Gas Gas BFC. Completamento dei primi 600 metri di corsa passati in 46,1. Passaggio davanti alle tribune con Giorgia Desi in vantaggio nella sua scia, sempre Gaudì dei Veltri. La fila indiana è rotta da Ginevra e K, che sposta dalla quinta posizione e risale. Metà gara passati in 1-2-3. 16,2 davanti alle tribune. Ginevra e K arriva all'esterno di Giorgia Desi, dà il parziale. Giorgia che ribatte, sbaglia Ginevra e K. Rimane così sempre in seconda posizione numero Gaudì 7, dei Veltri. Ginevra Avanza al K, largo Giogiti dopo un chilometro in 1,17,9. Giorgia Desi sempre in vantaggio, all'esterno Giogiti, in corda Gaudì dei Veltri, senza spazio poi Gambler Trio e Gas Gas BFC. La retta opposta alle tribune, passata in 14,9, 1,32,8, 3/4 di miglio. In vantaggio Giorgia Desi nei confronti di Gaudì dei Veltri, che attende l'open stretch. All'esterno sempre Giogiti, poi Gambler Trio e Gas Gas BFC, che non si ingabba all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Giorgia Desi è in vantaggio nei confronti di Gaudì dei Veltri, che prova ad infilare l'open stretch, poi sbaglia però Gaudì dei Veltri. Giorgia Desi in vantaggio, Giorgia Desi che completa il coast to coast vincendo facile. Al secondo è Giogiti, al terzo posto Gambler Trio. 2,28 il totale, 1,16,3 il ragguaglio cronometrico, 30 a chiudere, 1 minuto e 5 decimi per l'ultimo mezzo miglio. Terza vittoria consecutiva per Giorgia Desi, Marco Stefani per Mauro Baroncini, i colori di Lucio Zucchetti. Successo per la 3 anni da Mago d'Amore è Tessa Desi, che fa tripletta, hat-trick consecutivo per un successo facile nelle dimensioni nei confronti di Giogiti. Sbaglia nel tentativo di andare in open stretch Gaudì dei Veltri, che lascia così il via libera facile a Giorgia Desi, che era comunque ancora in netto vantaggio. Successo per Giorgia Desi e Marco Stefano. Rivediamo ancora nelle immagini la rottura da parte di Gaudì dei Veltri nel tentativo di andare in open stretch, che lascia il secondo a Giogiti e il terzo a Gambler Trio.